Roy, give me the lug. All right, I'm coming. Hey, Roy. Okay. Come here. Ask him what he wants. Go ahead, ask him. Cosa vuoi? Mi lasciate scaldare le mani? He says he wants to warm his hands on the radiator. Tell him to warm anything he likes. Su, scaldati. Put this stuff away while I finish. I'm freezing. I would like to know where we are. In Italy, you dope. Ehi, vai lontano? No, qualche chilometro. Tell him to get in. Monta. Oh, grazie. How old are you? How old are you? Je parle français. Quanti anni hai? 16. 16. Oh. E te ne vai solo a quest'ora? Ritorno a casa. Oh, he's going home. Lucky for him that he's able to go home. What about the kid? Get him down. Do you belong to the convoy? Yes, that's right. Well, you're the last. Take the first on your left as soon as you cross the railway bridge. Don't you know you're not supposed to carry civilians? Okay, buddy. Sorry. You get off here, kid. Grazie. Via, subito. Tanto ero quasi arrivato. Okay, so long, buddy.
Ehi! Ehi! Che fai lì? Ti hanno visto entrare? Non so. Abitavi qui? Sì. Come ti sei vestito? Eri dai preti? Sì, Che hai nella valigia? i miei libri. Libri? E che fai a quest'ora? Sei scappato di collegio? I miei sono morti nel bombardamento. Sono venuta a vedere la mia casa. Non hai più nessuno? Solo mio nonno a Roma. Ma non voglio andare da lui. Domattina ti pescano e ti riportano in collegio. Non voglio tornare in collegio. Zitto! Me ne vado. Vuoi passare la notte al coperto? Dove? Vieni con me, ma presto. E non devi dire a nessuno dove sei stato. Devi giurarlo su tuo padre e su tua madre. Lo giuro. Stammi dietro. Corri! Dammi il filo. Dammi il mantello. Presto. Di qui? E sbrigati. Hai detto. Andiamo. Mi devono essere strappati i pantaloni. Piantala. Vieni. Dove mi porti? Stai tranquillo, qui siamo padroni noi. Cosa faceva tuo padre in questa città? Funzionario della prefettura. Allora la fame tu non la conosci. No. Io sì, invece. Bisogna cambiare tutto. Cosa vuol dire? Che le cose non vanno bene così come vanno. Troppa miseria in giro. I gatti. È per via dei morti. Questa è la zona dei morti. Non ne hanno seppellito neanche uno. Non si può entrare qui per via dell'infezione. Ma io ci sto bene. Andiamo. Vuoi? No, non fumo io. Che farai domani? Non so. E allora? Mi arrangerò. Potrei darti del lavoro. Sei disposto a fare qualsiasi cosa? Sì. Anche a rubare? No, questo no. Bene, allora non ne parliamo più.
Metti il mantello su quella sedia. Puoi spogliarti, levati la giubba. Sbrigati, su, sbrigati. Dietro a te c'è il letto. Siediti e togliti le scarpe. Non sei capace nemmeno di toglierti le scarpe. Mi si è fatto un nodo e non ci vedo a scioglierlo. Per Dio! Devo tornare fuori. C'è una donna nel letto, Pensa a dormire. qui con lei. Se vuoi dormire mettiti per terra, per me fa lo stesso, non ci sono altri letti. Buonanotte. Le ho pulite come ho potuto. Puoi venire di là, c'è acqua per lavarti. Sì. C'è anche un po' di caffè e latte. Grazie. Entra. Posso lasciare qui la valigia? Sì, vieni. Togliti il mantello e siediti vicino al fuoco. Ecco, forse non fa troppo caldo qua dentro. È meglio se mi tengo il mantello. Va bene. Siedi. È caldo? Sì, grazie. Che ore sono? Era mezzogiorno quando ti ho portato le scarpe. Tardi, Perché tardi? così. Tullio ha detto che devi aspettarlo. Dormi ancora. È rientrato che era giorno. Mi
dispiace di avervi disturbata questa notte. No, non ho sentito niente. Mi ha detto lui di dormire lì. Ho cercato di non svegliarvi. Oh, non ero io. Io sono Giulia. Dormo là, dietro quelle coperte. Se volete lavarvi c'è tutto quello che occorre. Non importa, non dovete proprio disturbarvi per me. Ma non volete lavarvi? Sì, sì. Tenete, questo è americano. Grazie. Potete lavarvi là. Vi serve qualche altra cosa? No, no, grazie. Ecco, vorrei che ve ne andaste di là per piacere e non dovreste rientrare finché non ho finito. Ehi, reverendo, hai uno strappo lungo così nei pantaloni. E muoviti, non stare lì impalato. Sì. Giulia, vieni a vedere se puoi aggiustargli i pantaloni. Te li sei strappati passando sotto il reticolato, eh? Su, fa un po' vedere. Che peccato. Ora prendo il filo. Vieni un po' alla luce, c'è troppo buio qui. Ma si vedrà sempre che è rammendato. Su, asciugati un po' meglio. Sì, signorina. Dovresti toglierti i pantaloni. Non posso cucirli se li tieni addosso. No, no, non ho altri pantaloni. Ma è solo per cucirli. Forza, reverendo! Prendila, Carla. Vieni. Dammeli, farò presto a cucirli. Ma non capisci che è differente da noi? Ehi, reverendo, non te la prendere. In fin dei conti abbiamo dormito insieme stanotte. Mai visto un sonno come il tuo. Perché ti hanno cacciato dal seminario? Cosa hai fatto, eh? Beh, cos'è questo? Scherzavo, non hai capito che scherzavo? Sei arrabbiato con me? No, signorina. Non devi dire signorina, devi dire Carla. Come ti chiami? Daniele. Daniele. Laggiù dove è quell'albero di magnolia c'era l'osteria. Ti piacciono le magnolie? Hanno un buon profumo. Peccato, se le tocchi diventano gialle. E a me niente? Ancora dorme quello. Tullio! È piena di vita, Carla. Sì. Svegliati, Tullio. Non hai fame? Sono le 5 passate. Ogni volta che mi sveglio mi piace tanto questo soffitto.
Un giorno o l'altro ci cacceranno via. Ma tra un anno metto su officine. Se non ci lascio la pelle. Tu? E stai fermo. Vai da quell'altra. Stupida. Con te è un'altra cosa, lo sai. Da quanto dura questa storia? Sei gelosa? Io t'ho presentato Nora. Questo mi fa rabbia. Però sei padrone di fare quello che vuoi. Non mi importa più di niente. Ma non stiamo bene così? Oh, Maria, vieni! Non badare, sei un po' scontrosa. È una vostra parente? No, Ma chi è? non so. L'ho trovata la notte del bombardamento. È una bambina un po' strana, ci mette molto a capire le cose. Non deve avere più nessuno. Vieni, non aver paura. Non hai papà e mamma? Sono andati avanti. Dove? Non so. Loro erano avanti e poi è caduta la bomba che mi ha buttato per terra. Ma sono andati avanti. Tieni il tuo panino. Hai pensato dove andare? No. Giulia gli ha dato una giacca per il freddo. Hai solo quella divisa? Sì. Non hai preso i tuoi vestiti in collegio? No. Cosa sai fare? Niente. Ah, e come farai adesso? Non so. Potrebbe restare qualche giorno con noi. Ci tieni tanto che resti qui. E tu, Giulia? Per me fa lo stesso. Tu sei contenta se resta con noi? Sì. Allora puoi restare per qualche giorno. Non vorrei essere di disturbo. Vuoi o non vuoi? Come si deve parlare chiaro? Sì. Se resti qui lavori. Per ora aiuterai Giulia. Ma sarai capace di aiutarla? Vieni fuori da un collegio. Andate a prendere i bidoni. Vieni, andiamo. Vai fuori stasera? Sì. Stiamo bene qua. Hai visto? Nessuno viene a cercarci. Basta non farsi vedere in giro per la zona. Bisogna stare tutto il giorno in casa. No, adesso vedrai. Ecco la casa del calzolaio. È come se abitassimo da lui. Di là si può uscire sulla strada. È un amico, si fermerà qualche giorno con noi. Ah, troppa gente, un giorno o l'altro se ne accorgeranno. Signore. Non posso mica dire che dormite tutti qui. Non è di gomma questa casa. Questa dà sulla strada. Di qui si può uscire dalla zona dei morti anche di giorno. Sì, finché non ci cacciano tutti dentro. Non fare lo iettatore. Si tratta di pochi giorni, non moriremo per questo. Si muore anche per meno oggi. Mi devi dare un materasso e delle coperte. Poi un giorno andremo a prendere quel vestito che hai lasciato in collegio. Oh, non fa niente il vestito. È roba tua, ti appartiene. Non mi importa niente della mia roba. Non voglio più farmi vedere dai preti. Volevo dire che andremo a prenderlo senza che ti vedano. Su, andate per l'acqua. Quando è che riavremo l'acquedotto? Fra 10 anni, forse. Chiudi quella porta. Andiamo? Sì. Ciao. Ma quante volte te lo devo dire? Marcisce tutto qui dentro. Guarda quella roba come la tieni. Trovalo tu il magazzino che sei più bravo.
E poi ho paura a tenere armi in casa. Tu hai paura, eh? E io per questa roba ci rischio la pelle. Da te il posto c'era, ma tu ci hai fatto l'ospizio. Dove l'hai pescato quest'altro? È un disgraziato. Buoni soltanto a mangiare. Finiremo tutti in galera per le tue manie. Ti porti la gente in casa e non sai chi è. Calzolaio, stai buono. Al di là del fiume c'è la gente. Dallo a me, faccio io. Giulia, cos'è? Mi viene sempre l'inverno, poi passa. Ecco, tiriamoli su. E attento a non cascare in acqua. Sei stanca? Un po'. Non hai più nessuno, tu? Solo mio nonno a Roma, ma non andava d'accordo con mia madre. Perché non sei rimasto in collegio? Non so. Prima, quando mia mamma era viva, ci potevo stare, ma dopo no. Mi trattavano come un orfano. Capivo che in qualsiasi altro posto sarebbe stato peggio, ma proprio non ci volevo più stare. Sono contenta che mi aiuti. Non è lavoro questo. Io vorrei fare qualche cosa sul serio, ma non vorrei rubare. L'ha detto lui che ruba. Me l'ha fatto capire. Tullio non ti farà rubare se non vuoi. Mia mamma era una che faceva la vita. Perché dici queste cose? Io non ti ho domandato niente. Devi sapere tutto di noi. Io non ho mai conosciuto mio padre. Il padre di Carla è in prigione. Devi sapere che razza di gente siamo. Ti ho detto queste cose perché tu non dovessi credere diversamente. Così potrai andartene se non ti piace stare con noi. Tu vuoi che vada via? No, non devi capire sbagliato. Io non ho mai incontrato delle persone buone come voi. Noi non siamo buoni. Siamo quelli che siamo. E tu potresti vergognarti di noi. Allora sarebbe meglio che te ne andassi prima. Resterò, Giulia. Solo vorrei meritarmi quello che mi date. Sono contenta che tu sei venuto. Ero così sola prima. Adesso diventeremo amici. Sicuro. Diventeremo amici. Casa di Tullio dove abitate? No, non era di nessuno di noi. È stato Tullio che ci ha messo insieme dopo il bombardamento. Lui voleva bene a Carla, lei è mia cugina e così ha portato dietro anche me. Torniamo a casa, si fa notte. Giulia? Sì? Dove è andata Carla? Fuori, Perché? per lavorare.
che succederà qualche cosa. No, ma casomai taglia la corda senza preoccuparti di me. Hai paura? No. Andiamo. Tu preparati a tornare. Io vado su. Sali e sta attento ai pantaloni. Da che parte? Di là. Il guardaroba è qua. C'è luce dentro? No. Come no? Ah, sì, il lume della Madonna. Accidenti. Vieni. Da che parte? Là in fondo, nel corridoio. Aspettami qui. Vieni. Corri, svelto. Svelto. Dove? Numero 117. Siamo venuti qui per niente. Il mio corredo non c'è. Dammi una mano. Ma e questa è roba dei miei compagni. Credi che sono venuto fin qua per un vestito? Tienimi il sacco. Ci hanno scoperti, ora ci prendono. Zitto. Chi è là? Chi è là? Gesù mio! Gesù mio! Aiuto! 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 I ladri! I ladri! Guarda un po' qua dentro e tirati fuori un vestito. Rischiare la pelle per 4 stracce. Che giudizio. Smettila di brontolare. Apri. Cosa vuole a quest'ora? Apri.
Ti ho aspettato. Ho avuto da fare. Non potevi aspettare domani? No, non voglio incontrarmi con Carla. Ehi, Nora, ancora alzata? Sì. Volete chiudere quella porta? Che ti sei fatto? Niente, scavalcando un cancello. È rientrata Carla. Ma che? Finché non è l'alba quella. Vedi questo? Ha cominciato stanotte. Giovane. Ha 16 anni. Sembra anche più giovane. Mi sta stretta. Ma no, te la giusta Giulia. Starai benissimo. E adesso che sarai elegante, prendila con te qualche volta. Portala fuori. Eh sì. Qui c'è gente che dorme. Volete portare su questa roba? Andrea, portala su. Sì. Daniele, vai a casa. E tu non vieni? Io arrivo più tardi. Qui vanno, vengono. Casa loro. Daniele? Ti ho svegliata. No. Che ore sono? È quasi giorno. E Tullio? Aveva ancora da fare. Fa freddo fuori? Credo. Ma questa notte non l'ho sentito. Ho un vestito nuovo, sai. Così se vuoi qualche volta andremo insieme a prendere il sole. Non sei contenta? Sì. Ho avuto molta paura questa notte, ma adesso sei tornato. Grazie. E lei? Va a letto, Daniele. Buonanotte. Buonanotte. Lascia, ti aiuto io. Solo un po' d'acqua. Dov'è Tullio? È rimasto fuori. Con Nora? No. Non so. Guarda, tutto quello che ho rimediato stanotte. Vesti, ecco quello che sono. Perché facciamo queste cose? È per Giulia che non vuoi! Vieni qui. Vieni a sederti qui. Forse è meglio se me ne vado via da questa casa. Perché? Non è colpa tua. Io lo so che non è colpa tua. Non dovevo fare questo a Tullio. Sì. Ma non ci pensare più adesso.
E poi non diciamoglielo. Daniele, non devi metterti in mente di andar via. Hai visto cosa gli è successo? Una ragazza l'ha baciato. Proprio baciato, sai? Lascialo stare, Carla. Perché fai così? Lascialo stare. Hai proprio bisogno di lui. È un pezzo che ho capito. No, cosa hai capito? Smettila, Carla. Ah, la difendi, eh? Si capisce. Fa la vittima lei, perché vuol farsi accarezzare. Prova ad accarezzarla, Daniele. Basta! Giulia, per me te lo puoi prendere, sai. Anche subito. Però vacci piano con l'amore. È un miracolo se ti reggi in piedi. Smettila. Dio, come sei cattiva. Tutti siamo cattivi. Non te ne eri ancora accorto? Giulia. Non posso vederti in questo stato. Non è vero che sto male, sai? No, Giulia. Non devi credere a lei. Va a letto ora. Buonanotte. Te ne vai? Sì, Perché? ecco, ho pensato che per me è venuto il momento di andar via. Non sono che un peso qui. E fuori può darsi che trovi da lavorare in qualche modo. Tullio, io mi ricorderò sempre di voi. Quanto c'entra Carla in questa faccenda? Vieni su. Chiudi quella porta. Chi te l'ha detto? È stata Carla a dirmelo. Io e Carla ci volevamo bene. Il bombardamento ha rovinato tutto. Dovevamo sposarci, ma avevamo fame, per questo sono finito in prigione. E Carla si è ridotta a fare quel mestiere per farmi venire fuori. Adesso tiriamo avanti, anche se non è più una bella cosa stare insieme a questo modo. Ho rovinato tutto tra di noi. Ieri sera Carlo e Giulia sono arrivati a litigare. Per colpa mia. E Giulia si è messa a piangere. Non è colpa tua. Forse sono io che ho sbagliato con Carla. Senti. Bisogna che Giulia sia contenta. Sarebbe meglio anche per la sua salute. Puoi aiutarla standole vicino. Ti sei accorto che ti vuol bene? Non so più adesso. Ti vuol bene. E se ti piace, diglielo. Non è più una bambina. Ora vai.
Cosa stai facendo? Niente, guardo il sole. È già primavera. Andiamo là dove ci sono gli alberi. Sei stanca? Non sono abituata a correre. Che fiori sono? Non so. Belli. Ne vuoi? No, no, Giulio ci aspetta. Facciamo presto. No, Daniele. Stai attenta, che pungono. No, che non pungono, non hanno spine. Andiamo. Li daremo a Carla, glieli porterai tu. No, glieli porteremo noi due insieme. Tullio! Che regalo le faresti tu? Io non ho soldi. Ma se ne avessi? Ah, non so. Un libro. Un libro? Ma che vuoi che se ne faccia, Carla, di un libro? Potresti regalarle quella boccetta di profumo. No, non profumo, se ne va troppo presto. Ci vorrebbe qualcosa da adoperare sempre. Così si ricorderebbe di me. Eppure la devo fare questa stupidaggine. Accidenti. Resta tu qui. Dov'è Tullio? Ma non so, è andato via. Daniele! Daniele! Ehi, che c'è? È un ladro, ha rubato. Indietro, indietro. Vieni qui. Ma che fai? Sei impazzito, eh? Mi guardavano come se avessero saputo del vestito. Ho perso la testa. Andiamo. Ma quando imparerai? Circolare, signori, circolare, signori. Fai vedere. Quanto l'hai pagato? 2000 lire. Questa porcheria. Il resto. Ecco. Ogni tanto fa bene una stupidaggine. Daglielo tu. E tu? Dovrei uscire stanotte. Vado a vedere se posso farne a meno. La festa di Carla viene una volta all'anno.
La svegli tu? Sì. Carla. Chiamala più forte, se no non sente. Carla. Svegliati, Carla. Cos'è? Oggi è la tua festa, Carla. Ecco. Oh, grazie. Carla. Oh, Daniele. Questo è un regalo di Tullio. Che ti vuol molto bene. Hai visto? Stasera sto con voi. Giulia, prendimi la cipria. Dietro a te, là, sul tavolino. Alzati, presto. Tra poco arriverà Tullio. Ah, non ti ho portato neanche il latte. Lo abbiamo messo tutto nel dolce. Addio, sorpresa. Vieni qui, voglio incepriare, ok? Tanto non mi scappi! Oh, calma! Lasciami, calma! Ti prego, calma! Corri! Aspetta, scappa, Giulia! Non farti prendere, Giulia! Corri, Giulia, corri! Corri! Dai, presto! Vieni, vai, vai! Non ti far prendere! Giulia, scappa! Siete diventati tutti matti? Oh, grazie. Attenta che rompi il fiasco. Andiamo subito a berlo. Pensare che ci vorrebbe così poco per vivere contenti. Basterebbe avere una casa, un lavoro giusto e ogni tanto una giornata così. Beh, ci vorrebbe un brindisi. Sì, ma non so cosa dire. Hai studiato tanto e non sei nemmeno capace di dire 4 parole? Non ci hanno mica insegnato i brindisi dai preti. Allora, lo faccio io. Bene, che tu possa diventare vecchia di 100 anni, Carla. Oh, che brindisi! Che noi possiamo essere sempre uniti e contenti come oggi. No, grazie, Carla. Non me ne dare più. Non bevi? No, devo uscire. Vuoi un po' del mio vino? No, Daniele, non bevo, lo sai. Non ne vuoi un po' tu, pulcino? No, no. Beh, ora vado.
Rimani, Tullio. Non posso. Vorrei che tu restassi. Anch'io sarei contento di restare. Vieni, Maria, ti porto a letto. Non andare, Tullio. Torno presto, vedrai. Tu sei ubriaco. Perché ubriaco? Cosa provi, bambino? Perché bambino? Così. Dimmi cosa provi. Sono contento. Cosa guardi, Daniele? Te. Io dovevo sposarmi. Basta, Carla. Lascia che vada a dormire. Come siamo stupidi. Non c'è più niente da bere. Alzati. Lascialo andare a letto. No. Alzati. Avanti. I miei fiori. Dammi il braccio, Daniele. Proprio come due che vanno a sposarsi.
Mi vuoi bene? Perché non dici niente? Daniele è pronto. Aspetta un altro poco, Giulia. Tante volte non è venuto. Sarebbe meglio mangiare. Viene qualcuno. Forse è lui. No. Nora. L'hanno preso. Li hanno ammazzati. Li hanno portati con un camion nella camera mortuaria. Nessuno di noi deve andare a vederli. C'è la polizia. Dove li hanno ammazzati? A 7 chilometri da qui. Vieni dentro, Nora. Vuoi un po' di caffè? Daniele. Daniele. Lascialo stare. Cosa vuoi da lui? Daniele, vieni qui. Daniele! Giulia, Ti volevo per l'acqua. non ti avevo sentito. Daniele! Ti chiama. È meglio che tu vada da lei. Ehi! Ehi, Carla! Salve. Buongiorno, giovanotto.
Niente da bere? Non sentite il caldo? Ehi, Carla, non c'è niente da bere? Cosa sei venuta a fare? Dammi una sigaretta almeno. Non le dovresti tenere nella borsetta, puzzano di profumo. Cosa sei venuta a fare? Ah, è così, eh? Dopo che uno si è ammazzato ad arrivare fin qui, col rischio di finire dentro o buscarsi l'infezione. Dov'è Giulia? È fuori. Ah, vuol dire che sta bene. Quante preoccupazioni ci ha dato la sua salute. Una ragazza come Giulia potrebbe fare benissimo la signora adesso. Non c'è più ragione che stiate qua in mezzo. Perché non mandi fuori questo giovanotto, Carla? È un mio amico. Parla, fai presto. Ho saputo di Tullio. Povero ragazzo. È stato proprio un peccato. Ha aspettato un po' a venire. Finché c'era lui, tu qui non ci mettevi piede. Devo parlarti di affari. È inutile che tu vada avanti. Aspetta. Lascia che ti spieghi prima. Non ho niente adesso. Ma come? Non vorrai dirmi che Tullio non t'ha lasciato niente? Lasciami in pace. E non tornare più in questa casa. È una carognata questa. Vai via. Una carognata. Per me non ci sono i soldi. Ma per gli altri sì. Chi la mantiene questo? Cristo! Uscite o vi spacco la testa! Daniele! Vai via! O ti rimando in galera. E va bene. Ma ci rivedremo presto. Te lo giuro. A mio padre. Tuo padre ha ragione. Non voglio vivere alle spalle di nessuno. Daniele, dove vai? Fuori. Dove vuoi andare? Non c'è lavoro. Daniele. Daniele! Daniele!
No, non ho spiccioli. Non vi ricordate di me? Siete stato tante volte a casa nostra. Certo. Lì, in quella casa. La sera stavate in terrazza con papà a giocare a scacchi. Certo. Sono contento di vederti. Ti chiami? Daniele. Sicuro, Daniele. Mi è proprio dispiaciuto molto. E tu? Che fai? Niente. Non vai a scuola? No, ho bisogno di trovare lavoro. Passa da me domani in ufficio, in prefettura. Posso farti dare un sussidio. Non voglio sussidi, voglio lavorare. Va bene. Non è facile di questi tempi, ma troveremo qualche cosa per te. Tu sai, vero, per chi lo faccio? Grazie. Arrivederci. Grazie, signore. A domani. Grazie. Arrivederci. Giulia! Daniele, caro. Come stai? Sto benissimo. Da oggi non andrai più a lavare. Perché? E ti vestirai bene. E forse ti porto via da qui, una volta per sempre. Daniele! Ho del lavoro, ho dei soldi. Non sei contenta? Sì, sono contenta. Ma devi essere sul serio. Io guadagno, capisci? Ma cos'hai? Niente. Avevo pensato che non tornavi più. Giulia. Sì. Non ti piace che io vada a lavorare? Ti vedrò di meno. Ma no, Giulia. Sono sola. Sempre sola. Stai male? No. Sei stata male al fiume? Ti voglio bene. Giulia. Ti voglio bene, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Giulia. Per tutta la vita. Sì, per tutta la vita. Ho trovato un impiego, Carla. Da domani. Ora bisogna non lasciare Giulia troppo sola. E sei tu che devi stare con lei. Tu sai farlo meglio di me. Sai che devo uscire. Non ce n'è più bisogno, Carla. Tieni compagnia a Giulia. E non preoccuparti d'altro. Tu non hai il diritto di guardare quello che faccio o non faccio. Cosa importa a te? Non devi essere così con me. Credi che questa vita mi diverta? Non c'è bisogno che tu faccia quel mestiere. Bene, non c'è bisogno. A me i fiori non li porta nessuno. Ma è giusto. Perché faccio il mestiere. Adesso tu hai l'impiego. Prova a comprare un po' di carne o delle medicine e vedrai a cosa ti bastano quei 4 soldi. Non c'è bisogno che tu faccia quel mestiere. Me ne infischio di tutti. Lasciami in pace, io non ho mai avuto padroni, hai capito? E faccio solo quello che voglio.
bello, non è vero? Sì, è bello. È perché noi due siamo insieme che è così bello. E andremo tante altre volte in carrozza. Guarda come sei più colorita oggi. Noi due dobbiamo stare sempre insieme. Vorrei avere tanti soldi. Non pensiamo a niente adesso. Hai visto? Oggi ci guarda in modo diverso. Perché è gelosa? Prima volevo bene solo a lei. E adesso voglio bene solo a te. Carla non dovrebbe essere gelosa di noi. Adesso che ci vogliamo bene, non ci guarda più. Giulia, le noccioline, Giulia. Cosa vuoi? Ferma! Ferma! Noccioline. Quante? 20 lire. Grazie. Buongiorno. Che ne sarà di lei? Daniele. Torniamo a casa adesso. Stai poco bene? Sì, Forse tutta quest'aria ti ha stancata. sì. Giulia, hai la febbre. Non è cosa da niente. E appena a casa starò meglio. Daniele, non essere così preoccupato. Non sono preoccupato. Ehi tu, andiamo a casa. Svelto. Giulia, bevi un po' d'acqua. Giulia. Ti fa male la luce? Vuoi bere un po' d'acqua? Non mi piace che tu sia arrabbiato con Carlo. Carlo è buona. Io muoio. Adesso devi star buono e riposare. Chiudi gli occhi. Apritemi! Apritemi! Ma dove vuoi andare a quest'ora? Giulia sta male! Presto! Per Dio, non hanno nessun riguardo.
Mi porti tutta l'acqua dentro. Dov'è, Carlo? E che ne so? Dov'è? Dove va di solito la notte? Maria! Aspetta. Maria! Prova da Shanghai, sulla piazza della stazione. Maria, corri da Giulia! Corri da lei! Capito? Mandatela a casa. Giulia è sola. Sta male. Sì, adesso la vestiamo. Daniele! Giulia sta male. Chiama Carlo. Vai diretto. Aspetta qui. Che c'è? Sta male. Ci vuole il medico, subito. Aspetta un momento. This is my brother. Vai con lui. Cerca del capitano medico. Io corro a casa. Thanks, Peter. Bueno. Ci saranno un mucchio di seccature col municipio. Non so. Ma lo so io. Bisognerà portarla qui e pensare al funerale. Occorrono soldi. È sicuro. Ma non è soltanto per i soldi. Ci sono anche delle seccature. Ci sarebbe un modo. Che modo? Non c'è pericolo che qualcuno possa venire a cercarla. Giulia non ha nessuno. Se si mette a piovere domattina non si vedrà più niente.
Daniele, adesso devi fare il bravo ragazzo. Sì. Non aver paura. Andiamo. No. Vado via. Quando? Adesso. Dove vuoi andare? Non so. Aspetta fino a domani. No. È meglio così. Allora, bisogna che prepari la tua roba. No. Ho il vestito che mi ha dato Tullio. Carla. Daniele, tu sei disperato ora. Sei proprio disperato come me. Ma tu sei buono. E non è giusto che tu ti perda. Forse è meglio se te ne vai. Buona fortuna, Daniele. Buona fortuna, Carla.